Buonasera e ben trovati con le informazioni di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con la guerra scoppiata in Ucraina. Nelle prime ore di oggi è scattata l'invasione russa. Una giornata drammatica con combattimenti, vittime e grandissima preoccupazione per il futuro. A Varese la comunità ucraina è sgomenta. In questo servizio la testimonianza di Alina Bizik, presidentessa di Anna Sofia, l'associazione che raccoglie gli ucraini che vivono a Varese. Le immagini sono di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Buongiorno a tutti, sono Alina, presidente dell'associazione Anna Sofia di Varese. Mi sono svegliata stamattina alle 6:30, ho sentito il telefono che è arrivato l'SMS. Ho aperto il letto e scritto due parole: la guerra in Ucraina. È una sensazione non spiegabile, molto difficile di vivere questo proprio su di te. Tante volte si sentiva le guerre, però non riuscivi a capire proprio quando ti tocca a te. E noi ucraini qua a Varese facciamo raccolta in aiuto anche lì al militare, prima necessità che abbiamo bisogno, e ringrazio già tanti che stanno già chiamando e avvisano che fanno anche loro raccolta. Vi ringraziamo di tutto, i vestiti, le scarpe, quello che poi dopo magari lo mettiamo nel giornale o nell'articolo nel Facebook, di quello che hanno bisogno dopo i nostri militari. Ringrazio in anticipo e cerchiamo e abbiamo bisogno di pace in questo mondo e no guerre. No alla guerra in Ucraina è lo slogan della manifestazione indetta per domani sera dalle 18 alle 20 in piazza Montegrappa a Varese e sostenuta da ANPI, ACLI, ARCI, Arcigay, CGIL, CISL e UIL e altre associazioni. Nella locandina, divulgata oggi dopo l'inizio dell'invasione da parte della Russia, è riportato l'articolo della Costituzione in cui viene sancito che l'Italia ripudia la guerra. Andiamo ora a Solbiate Olona. È in gravi condizioni il settantenne che nella mattinata di oggi è caduto da una scala in una ditta di via Perfagnano, appunto a Solbiate Olona. Stando ai primi riscontri, l'anziano è caduto da una scala di 5 gradini e ha riportato un trauma cranico commotivo. Subito è partita la richiesta di aiuto e nella ditta sono accorse un'ambulanza e un'automedica del 118. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese. A Viggiù, Clivio e Besano da oggi sono in dotazione alla Polizia Municipale le pistole Sparalaccio. Bolorap è il nome di questo dispositivo, i particolari nel servizio a cura della redazione. Il Bolarap arriva per la prima volta in provincia di Varese. Tradotto dall'inglese è un dispositivo di contenimento di persone da remoto che potrà essere utilizzato dalla Polizia Locale del Monte Orsa, il corpo di sicurezza che segue i comuni di Viggiù e di Clivio. Molto diffuso negli Stati Uniti, in Italia è stato presentato per la prima volta a settembre a Genova, mentre in Lombardia è giunto poche settimane fa, a disposizione del Corpo Intercomunale di Brembate, Capriate e Boltiere nella Bergamasca. E ora sbarca anche nel Varesotto, appunto. Il Bolarap è sostanzialmente un laccio che immobilizza le persone. Realizzato in Kevlar, una fibra sintetica dotata di grande resistenza meccanica alla trazione, viene lanciato grazie a un laser che consente di prendere la mira da una distanza tra i 3 e gli 8 metri per fermare un malvivente oppure chi si rivela pericoloso per sé o per gli altri. È Salvatore Pasquariello il nuovo prefetto di Varese. Nato nel 1962 a Potenza, laureato in giurisprudenza, dal novembre del 2019 è stato prefetto di Sondrio. Per i successori di Dario Caputo si tratta di un ritorno a Villa Recalcati, dove era già stato come viceprefetto vicario. Nel corso della sua carriera Pasquariello è stato anche nel Verbano Cusio Ossola, come capo di gabinetto e dirigente di varie aree, oltre che viceprefetto vicario. E ora una storia a lieto fine che arriva dalle montagne dell'Ossola. Protagonista un cane, il servizio della redazione.
È rimasto bloccato in un anfratto per un giorno intero e quando ormai si erano quasi perse le speranze di ritrovarlo, è stato localizzato ancora vivo. Protagonista un cane che il padrone aveva smarrito ieri durante un'escursione nella zona del Monte Cazzola al Devero, in Ossola. Ieri i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati attivati dal comune di Baceno. Una prima ricerca condotta anche dai vigili del fuoco con l'elicottero ha però dato esito negativo. Ma questa mattina il padrone di Nebbia, questo è il nome dell'animale, ha continuato a cercare il suo fedele amico e lo ha individuato a breve distanza dalla cima della montagna. Sul posto è stata subito inviata una squadra che ha imbragato il padrone del cane e lo ha calato con le corde per circa 5 metri nell'anfratto. L'uomo, dopo aver raggiunto il cane, lo ha assicurato con un'apposita imbragatura ed è stato issato in superficie insieme a Nebbia, spaventata ma fortunatamente illesa. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata.